Via la nuova raccolta dei rifiuti a Quartu, meglio le nuove metodologie, il comune dice si pagherà sulla base dei rifiuti prodotti, in arrivo nuovi mastelli, cambio anche di colore. Sergio De Montis, lei è sia un commerciante sia un residente di Quartu, disagi, mancanze? Ma per il momento sull'abitazione va tutto regolare e abbastanza bene. Spero che con la nuova mastelli funzioni meglio, perché vedo persone che buttano ancora l'immondezza per strada ovunque tutti i giorni, mentre per l'attività commerciale siamo messi male perché non passa mai e mai uno spazzino da anni luce, cioè, perché siamo noi commercianti tutte le mattine che dobbiamo spazzare la strada. A livello di pizza che ci ritira il cartone, perché hanno questa spazzatura del cartone, bene o male, cioè, quello bene o male funziona, ma del resto non si è visto mai uno spazzino. Adesso ovviamente si parla anche di una questione economica legata alla Tari, perché comunque il comune dice pagherà sulla base dei rifiuti prodotti. Attualmente lei paga Tari sia per il negozio sia per la sua abitazione? Certo, sì. Elevata, alta? Insomma, normale, cioè non è che sia eccessiva, però molte volte purtroppo è elevata nel momento in cui eravamo chiusi l'anno scorso e ci hanno scalato 12 euro, cioè, che non serviva a niente. Per 3 mesi chiusi 12 euro in un anno. I 3 mesi legati al lockdown? Chiusi, 12 euro in meno. Se serve un caffè lo possiamo ancora prendere. Cioè. Che cosa bisogna fare veramente su questa raccolta rifiuti sul porta a porta dal suo punto di vista? Questo a livello di porta a porta, magari con dei mastelli chiusi come fanno a Cagliari, in modo tale che le persone incivili non vengono buttano l'immondezza altrui negli altri cassonetti. Attualmente i suoi mastelli sono aperti, chiunque li può aprire? Sì, chiunque, ma io li vedo, come li vedo tutti gli altri, cioè basta guardare per strada che prendono e buttano la spazzatura nei mastelli. Oppure i cassonetti questi gialli che sono pieni ogni mattina di immondezza e non di soldi, cartaceo del gelato o della pizzetta, ma sono pieni di immondezza, di buste di immondezza. E quindi questo dal suo punto di vista può portare al seguente ragionamento: anche con le nuove regole, insomma, si paga sulla base dei rifiuti prodotti, la cosiddetta tariffa puntuale, che poi dovrà ancora entrare in regime tra un po', qualcuno può gettare salva spazzatura a quel punto. Esattamente, come fanno tutto oggi, cioè vanno, io vedo persone che nei bar, cassonetti grandi, prendono la loro spazzatura degli appartamenti, questi signori con la puzza sotto il naso che prendono poi e buttano. Cioè. Come li vedo io li vedono tutti, cioè, non sono... Nuova rivoluzione per i rifiuti a Quartu, nuovi colori per i mastelli, tariffa puntuale che però non si sa esattamente tra quanto partirà. Il comune dice si paga in base ai rifiuti prodotti. Luigi Serrelli, lei è negoziante però anche residente a Quartu. In alcune zone della città c'è ovviamente la spazzatura abbandonata ancora, purtroppo. Quella la vediamo dappertutto, certo, ce n'è un po'. Che cosa può fare di più il comune? Ma non lo so, ripeto, fino ad oggi il servizio mi ha soddisfatto completamente, lo ritirano, sì, salvo qualche giornata di sciopero, oppure quello è successo un paio di volte, ma quello è imponderabile quello lì. E quindi no, non dico altro per il momento, no. Adesso con le nuove regole si pagherà in base a quanto si produce, a quanta spazzatura vedete si produce. C'è qualcuno che dice può essere un rischio perché se uno passa, mette i propri rifiuti nel mastello che non è suo, a quel punto salta tutto. Purtroppo succede anche quello spesso e volentieri, sì, è vero, succede. E quindi non lo so, un po' più di controllo, forse qualche telecamera in più non guasta. Il comune ne ha destinate una decina, sono poche, ne serviva di più? Poche, pochissime, niente si può dire, quasi niente, 10 non servono a niente. Per un controllo un pochino più capillare non sono sufficienti secondo me. Poi bisogna vedere il raggio d'azione di queste telecamere. Tari quindi che dovrebbe abbassarsi, non si sa tra quanto, attualmente è alta la bolletta della spazzatura.
Sì, un pochino si sente, sì, speriamo che mettano mano a un pochino a una riduzione perché ci vuole, perché è alpina al momento. Lei è sia commerciante sia residente, prego, prego. Sì, sì, non ho finito. Lei appunto ha sia un negozio a Quartu e vive anche a Quartu. Tari che supera i 1000 euro l'anno tra negozio e abitazione? Mi sembra di sì, adesso non ho sufficienti dati a disposizione, però mi sembra un pochino di più. Sì, sì, sì. Quindi comunque la speranza Tari venga battuta e più Certo, controlli, sì, controlli incivili. anche, sì, sì, sì. Bene, mi sembra di aver letto qualche cosettina. Sì. Certo, quindi più telecamere di sicuro. Sì, quello sicuro, sì. 10 non sono niente. C'è il tanto notizia battuta anche magari per chiedere di ripristinare dei controlli maggiori anche delle forze dell'ordine. Sì, ce ne vuole, perché vediamo tante cose che non vanno tanto bene. Ragazzi che si ammazzano, motorini, corrono urlando, incidentini vari. E rifiuti abbandonati. E rifiuti abbandonati, sì, sì, quello sarebbe una priorità secondo me, una priorità.